Buonasera e benvenuti a Conegliano per questa partita di Serie B di basket femminile. Oggi c'è il Sistema Rosa Pallacanestro Pordenone che ci viene a trovare qui a Conegliano, dove l'aspettano la squadra della BFC, ma anche i vostri Fabrizio Torazza, Andrea Grava, Double T e Federico Cais. Ciao Fabri. Ciao Fede, allora siamo qui per la 12ª giornata di campionato di ritorno del campionato di Serie B femminile. Arrivano le ragazze di Coach Gallina, le ragazze del Sistema Rosa Pordenone, che sono seste in classifica a 30 punti e si giocano quindi assieme a Cuspadova e a Cusignacco l'ottavo posto per entrare nei playoff, mentre Conegliano, penultima, purtroppo a 10 punti, sembra che abbia un destino ormai quasi segnato, ma sappiamo la speranza è l'ultima a morire, e quindi comunque le ragazze di coach Paccagnan si giocano le ultime speranze di non arrivare negli ultimi due posti e quindi di non retrocedere direttamente. Abbiamo il primo canestro intanto per Botter da sotto per il 2-0. Con una gestione in nonchalance dei 24 secondi per Conegliano, che riesce a segnare su un'azione che si era complicata molto. Intanto comunque Pordenone si presenta veramente con una solidità importante, infatti riesce a trovare due azioni da sotto canestro che indicano che sanno trovare la strada facile per fare canestro. Sì, avete visto la numero 10, Sofia Ceppellotti, è sicuramente una protagonista di questa partita. Lei è una ragazza under 19 del 2005, ma scusate, under 18, nazionale under 18, 1,82 m, gioca a guardia e quindi sicuramente una delle più pericolose tra le nostre avversarie. Assolutamente. Intanto ci abbandona Andrea Grava, ci lascia qua da soli in console con Double T. Giovani registi crescono, intanto stoppatona di Rebecca Botter, che riesce a fermare la numero 14 del Sistema Rosa Pordenone. Cliente piuttosto difficile anche questo per Conegliano oggi, Fabri. Sì, Martoni in campo aperto, sbaglia da sotto, poi riprende in qualche modo il proprio rimbalzo, ma è Francisca Ciuccu, un'altra protagonista di questa partita sicuramente, che va a prendere il rimbalzo e poi chiude bene da sotto la ormai già solita Ceppellotti. La già citata Ceppellotti. Marton con la palla cerca di rallentare un po' il ritmo, di mettere un po' di ordine. Pordenone è una squadra giovanissima, composta praticamente quasi tutta da under 19, a parte Capitan Crovato e Gaia Sgubin, che comunque hanno poco più di 20 anni. Deve tirare perché stava scadendo l'orologio di 24, infatti scade perché non colpisce il ferro, deve tirare in maniera... Sì, quindi una certa difficoltà per Conegliano a trovare la strada del canestro, dato che nella prima azione è riuscito a fare canestro solo al 24esimo secondo, e in questa terza azione invece è andata in infrazione. Un po' di impaccio, mentre Pordenone insomma gioca con molta nonchalance, ecco, con l'asse su Ciuccu che è alta. Tra l'altro però non so se può giocare perché ha l'auricolare Bluetooth, se noti Fabri. Forse viene comandata esatto, da coach o Gallini, come Angiolini seguiva le indicazioni di Boncompagni. Hai citato Ambrangiolini e noi salutiamo l'ingegner Fontana, che sappiamo essere stato ospite d'onore a Non è la Rai. Non è la Rai negli anni d'oro. Sì. E mi sembra di aver anche incrociato questa mattina in bicicletta, ma non ne sono sicuro perché ero sopraffatto dalla fatica. L'hai incrociato in bicicletta e lui si occupa di far fare i giri bici ai VIP di Conegliano. Non so se sapevi questa seconda attività. Bene, intanto mentre noi cazzeggiamo, per fortuna Pordenone sbaglia anche qualcosa. E adesso è Serena Marton che prova a impostare l'azione d'attacco per Conegliano, a farsi spazio in area, bene tenuta, però Serena con 1000 risorse riesce a trovare la coordinazione per andare a canestro. Sì, nonostante la guardia veramente asfissiante di Moretti, Serena Marton riesce a segnare da sotto canestro. Ancora Ceppellotti adesso, guardate Mamma che mia. velocità nel girarsi. Ceppellotti detta anche Dancing Queen perché veramente ha ballato sotto canestro. Ha fatto veramente una virata in mezzo metro quadro e ha una velocità incredibile. Esattamente. Dovrà ovviamente pagare comunque i diritti a Marta Maschietto, che salutiamo intanto. Non è che forse a causa dell'infortunio Marta ha ceduto le copyright del MoMA momentaneamente. Vabbè, Marta fatti pagare.
riusciamo a ribaltare il lato in qualche modo, però Cepellotti legge tutto e va da solo in contropiede a concludere Ah sì, per il 10-4 e con sono una già 6 punti per lei. facilità disarmante ha messo questi 6 punti. Malbascia con la palla che riceve in punta, ribalta per Cazziola che Cazziola. sbaglia. È velocissima Moretti. E serve Francisca in traffico che riesce in qualche modo a segnare. C'era stato un contatto forse falloso, invece gli arbitri vedono un fallo in attacco. Sbaglio? Ci manca il supporto del Grava. Mi pare che gli arbitri avessero fischiato uno una cosa e uno un'altra. Sì, può essere, anche Sì. perché diciamo che era anche abbastanza dubbia la Beh, situazione. chiaramente la situazione non poteva che essere dubbia. Ci voleva solo il VAR avrebbe potuto, penso. Il VAR o il Grava che invece O il ci ha Grav, o il Grav. abbandonato il Grav. Grava anche la sua situazione perché diciamola tutta Fede, ci ha abbandonato Sì, per una pasta asciuttata. una pasta asciuttata per delle tagliatelle, non abbiamo ben capito. Poi ha provato Era a rimediare. messa giovani più Ha tagliatelle. provato a rimediare dicendo che era un appuntamento di tipo religioso. E intanto è religiosamente precisa Agnese Cestia ancora dall'angolo. Pordenone. Mancina. E oggi la vedo dura Fabri. Durissima, 12-4 dopo 5 minuti nel primo quarto. Però intanto è Serena Marton che va a usare molto bene il piede perno, poi sbaglia però. Se purtroppo sbaglia, Conegliano si è appoggiata molto Serena Martoni in tutte le ultime partite, sembra sicuramente la giocatrice più in palla, però chiaramente si è fatta male la numero 14, la caduta, no dai, tutto sommato si rialza. Ah no, anche in questo caso avete visto con quale rapidità e con quale coordinazione ha ricevuto in mezzo al traffico e si è girata molto bene per andare al tiro Francisca Ciucu che è alta sicuramente più di 1,90 m, ma credo che possa essere anche vicina al 1,95 m. Intanto Sì, esatto, se poi contiamo anche il cocon, 2 metri secchi. proprio in scioltezza. Entra nella partita anche Sara K, escono Cazziola e Tronchin, entra anche Marta Spocchiado con il numero 24. E Tra l'altro intanto Tronchin è o 19enne esatto. o 20enne, forse è 20enne. Adesso mi fai pensare, no, assolutamente ventenne. 20enne. Assolutamente ventenne. Assolutamente 20enne, quindi auguri a 2004. Giulia. Speriamo di ritrovare un po' la piastrella che ogni tanto viene persa, e invece quando poi la trova diventa devastante, quindi speriamo che oggi sia la giornata giusta. Ma lei è reduce da un'ottima prestazione al torneo di Vienna dove la nostra squadra Under 20 si è qualificata al secondo posto perdendo solo in finale con una squadra proprio di Vienna, Serie A austriaca, e Giulia ha giocato delle ottime partite. Adesso ancora Moretti a superare la metà campo, pressata da Vettori, Giulia Vettori. Tra l'altro salutiamo papà Francesco Vettori che ricorderete benissimo prima in maglia Benetton alle giovanili, poi per un sacco di anni a Oderzo E va tra la Serie B e la Serie C. in lunetta. Fuori il primo, Giulia Agostini. Allora, diverse di queste ragazze fanno parte in realtà del settore giovanile della Biartas Udine e sono in prestito qui a fare un'esperienza nel campionato di Serie B. Perde la palla Spunchiado, rapidissime in contropiede con Ceschia che serve poi Casella. Dai 3 punti Agostini sbaglia, ma ancora rimasto in attacco per Pordenone. Cepellotti dall'angolo sbaglia, è un tagliafuori monumentale da parte di Marta Spunchiado. Ma perché fallo di Marta? Viene fischiato il fatto che lei ha con le mani trattenuto l'avversaria, però io faccio un applauso comunque a Spunchiado che ha fatto un tagliafuori finalmente davvero deciso.
Sì, 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 molto bene. Adesso sicuramente in questa fase Conegliano, anche se magari non riesce a trovare la lucidità e la continuità nel punteggio, magari può partire appunto dai piccoli fondamentali per ricostruire un po' di fiducia nei propri mezzi. E infatti, quando si parla di fiducia, arriva Serena Marton a fare canestro più fallo e ci voleva tutto. Serena Marton in collaborazione con Sponchiado che si è fatta subito perdonare, diciamo così, dal fallo, ha recuperato un pallone, poi ha servito bene Serena che è andata a chiudere subendo anche il fallo. Abbiamo 2 falli per Marta Sponchiado. Sì. Stai attento a Marta perché poi ci mette sempre tantissima energia. E sul cubo del cambio abbiamo Zanardo che dà un po' di respiro a Giulia Vettori. E allora entra, vediamo, Giorgia Zanardo con la solita grinta che la contraddistingue, riesce a quasi a rubare la palla, ma sicuramente a mettere in grande difficoltà la numero 4 avversaria, che però riesce a prendersi un fallo da parte di Sara Maibach. Sì, avevamo raddoppiato bene nella cosiddetta bara del playmaker. Esattamente, era e finita poi proprio lì, però è invece resuscitata. È risuscitata. Periodo post-pasquale. Vabbè, tra l'altro siamo in tema religioso, ricordiamo, salutiamo il Grava che si starà già strafocando di tagliatelle. Lasciandoci qua da soli. Ma in compagnia di un giovane regista Double T. Addetto anche all'organetto, vediamo come sarà la sua prestazione. Intanto muove la palla molto bene Pordenone andando a penetrare e riaprire bene quando la difesa si chiude. E poi ottimo il tiro di Corgnati dal mezzo angolo. Beh, monumentale comunque questo tiro. Sbaglia invece dai 5 metri. Subito in velocità Pordenone a superare la metà campo e poi è Moretti, ben chiusa però da Zanardo, Sì. costringe all'errore. Poi Zanardo riesce proprio a spostare con il bacino e poi col petto l'avversaria e a far uscire questo canestro. Torniamo a dire, nonostante la differenza di punteggio in questo momento, dobbiamo ripartire dalle piccole cose, sono queste piccole attenzioni, questi piccoli dettagli che ci possono permettere di recuperare dei possessi e darci un po' di respiro. Effettivamente siamo molto imprecisi al tiro e questo magari è anche un po' la causa di questa disparità di punteggio, però se riusciamo a giocarci tanti possessi possiamo dire la nostra. Adesso è Marton che finta il tiro, va a attaccare, tiene il contatto però sbaglia da sotto, è attaccato bene sulla linea di fondo, poi sull'aiuto difensivo è andata a cercare in qualche modo il contatto, l'aveva tenuto però il tiro è stato impreciso. Sì, tutto bene tranne il tiro, come si dice, peccato, però comunque un'ottima lettura da parte di Serena. Adesso però anche una buona difesa da parte sua, costringe all'errore Martina Corgnati da sotto, 2007 questa ragazza. Vediamo adesso la palla, ancora Moretti, imprendibile, va fino al cuore dell'area, chiude bene ancora una volta Zanardo. Allora Fabri, secondo me in quell'azione probabilmente il playmaker di Pordenone ha preso fallo, sì, però se non era fallo era passi. Purtroppo sbagliamo tantissimo anche da sotto, poi lotta come al solito, come un leone Sponchiato per recuperare questo pallone e Marton si butta sotto, si butta dentro sulla linea di fondo, si tuffa, subisce un fallo. Sì, subisce un fallo da parte della numero 8 mi pare. Attenzione, Capitan Marchioni sul cubo del cambio. Darà un cambio proprio a Sponchiado che ha 2 falli. Sì, è bravissima Marta perché ha messo veramente tanta intensità difensiva. Adesso noi abbiamo il capitano che è sicuramente ancora in difficoltà dal punto di vista, diciamo, della performance atletica, però sicuramente può dare molta sicurezza alla squadra di Conegliano. E magari mettere anche qualche canestro da fuori dove facciamo veramente fatica. Sbaglia entrambi i tiri liberi Marton, cosa inusuale perché è un'ottima tiratrice di liberi Serena. Quindi ancora in attacco Pordenone e intanto difesa zona per Conegliano. Forse un'infrazione di passi in partenza per Agostini e buon tagliafuori e rimbalzo per Marchioni. Va dentro Giorgia, brava. Senza paura, sbaglia purtroppo.
Poi Marton lotta a rimbalzo, ma l'ultima a toccare è proprio lei. Però bene questo atteggiamento da parte di Giorgia Zanardo che senza paura è andata ad attaccare il ferro, peccato. Poteva anche prendersi un fallo perché c'era un po' di contatto, ma Magari la difesa zona comunque bravissima Giorgia anche qui. appunto magari una soluzione tattica che coach Sì, adesso Carniele si Paccagnana ha prende un dovuto dito prendere. nell'occhio Serena. Si prende un dito nell'occhio e si fa male. Allora, Sì. approfittiamo per dare la linea ai nostri sponsor. Vediamo se Double T sa fare. Due 2-1, vai. Allora, bene, siamo sollevati dal fatto che Serena è uscita con le sue gambe, però ecco, ha preso un dito nell'occhio che non è mai piacevole. Sì, è rientrata al suo posto Marta Sponchiado con due falli, però tra l'altro avendo fermato il tempo gli arbitri era dovuto il cambio in questo caso. Attacco testa per Conegliano con Sponchiado che va a attaccare subito la linea di fondo, subisce un contatto non fischiato, infatti si lamenta tutto il pubblico. Se non Si altro lamenta il pubblico in maniera importante perché sembrava un contatto abbastanza, diciamo, netto, ecco, e poi sbaglia quando sei Agostini sotto e anche di ancora 10. rimbalzo Marchioni, Mm. molto bene, già secondo rimbalzo per Francesca che fa visibilmente fatica come Allora, sottolineavi. Fabri, introduciamo un tema di psicologia, che so che ti è affine. Sì, Quando sei da sotto di molto vicino. 9 e il fallo, insomma, c'è o non c'è, ti aspetti che ci sia, però non c'è stato. Ecco, cosa ne pensi di questa dinamica? Ma sai, purtroppo molto spesso gli arbitri sono un po' portati a fischiare a favore della squadra che sta giocando meglio, che è in Meglio. vantaggio, Ok. ma non è una cosa voluta. Intanto io ringrazio il Grava perché penso che lui abbia messo la monetina, la monetina per accendere la candela, adesso che è in chiesa, e a Sara K è entrata un'Ave Maria, Esatto. giusto Fabri? Quindi grande Grava. Ruotando su un piede solo di tabella. Sì, sì, sì. Un tiro che ricordava l'airone di Spalato. Esatto. Ancora zona per Conegliano e ancora qualche indecisione, diciamo, per Pordenone. Poi un tiro da 3 punti sbagliato, però K si fa sorprendere da questo rimbalzo. Sarà ancora possesso per Pordenone a 3 secondi e 7 decimi dalla fine del primo quarto sul 16-9 proprio per le ragazze di coach Gallini. Intanto salutiamo la tifoseria pordenonese che è dotata di Raccola, che sentiamo qui nel nostro orecchio sinistro. Ave Maria anche per Pordenone, però non c'è un Grava a Pordenone che va in chiesa per loro. E quindi Casella si aveva preso chiude. anche rimbalzo in attacco, ma non c'è stato il tempo poi per chiudere con il tiro da sotto, quindi 16-9 alla fine del primo quarto. Più 7 Pordenone che certifica con il punteggio un predominio territoriale abbastanza netto, anche se Conegliano comunque non sta mollando. È vero che Pordenone però nella seconda parte del primo quarto ha tirato fuori le sue star Sì, e è li ha vero, fatti assolutamente. rifiatare, quindi ci aspettiamo un secondo quarto un po' in salita per Conegliano. Ma intanto invece ringraziamo i nostri sponsor che facciamo passare.
ringraziando i 220 spettatori che ci stanno seguendo da casa. Riprendiamo la linea qui al Pala BFC per questo secondo quarto tra Sistema Pordenone e BFC. Allora Fabri, stavi dando un'altra lezione di psicologia, non so se vuoi spiegarla anche ai nostri spettatori. Sì, no, stavo valutando il fatto che l'ingresso di Capitan Marchioni a qualche minuto dalla fine del primo quarto ha indotto una scelta quasi obbligata coach Pacagnan a schierarsi a zona. E in realtà in quei primi pochi minuti però Pordenone ha fatto fatica ad attaccare la zona coneglianese, quindi potrebbe essere anche questa una chiave della partita. Esattamente, Vettori Botter, vediamo se sull'asse Vettori Botter si sviluppa qualcosa, si sviluppa una palla per fuori per Francesca Marchioni che prova il gioco a due con Rebecca Botter. Rebecca Botter riesce a mantenere il possesso ancora su Marchioni, Marchioni per Vettori, Vettori prova la penetrazione, vediamo se riesce a trovare la coordinazione per un tiro, buon tiro, come un treno, Francesca Marchioni cerca di prendersi il rimbalzo ma purtroppo lo perde, molto bene. E riprende la palla adesso Pordenone che prova a guidare l'azione offensiva con Ciucciu che prova a giocare sempre con la numero 10 che però viene ben tenuta da Serena Marton. Grande lavoro. D'altra parte Francesca Marchioni che riesce a prendere uno scarico di Rebecca Boterno. Velocissima Moretti che va via addirittura a Marton e riesce a fare un'entrata di sinistro con una notevole coordinazione. Tanta roba Fabri, E adesso spalle a canestro Marton, ottima la soluzione, intanto la lettura tattica del vantaggio che può avere Serena contro Moretti spalle a canestro e poi ottimo anche il passaggio di Vettori al millimetro per Serena. E ancora un recupero per Vettori che parte in contropiede. Va detto votare come un treno, prende. Ma come fai a non fischiare? A un certo punto perdo anche la pazienza che mi contraddistingue. Sì, perché il contatto su Botter era evidente. Sì, esattamente, era veramente evidente. Non essere fischiato. C'era un contatto. Sì. Peccato perché era un contatto senza molto tatto. Chi è che sta urlando? Ok, coach Giuseppe Gallini ha qualcosa da dire, esattamente. Il 18-11 con cui secondo me tira fuori il gran spiedo degli alpini per l'occasione. Secondo me può essere la risposta psicologica alla mossa di Pacagnan di schierarsi a zona. Intanto voglio sapere se Double T è pronto per una cosa molto importante. Sorride sapendo che se non sbaglia neanche un time out ha la busta stasera. Vabbè, Intanto ricordiamo due cose fondamentalmente. La prima è di iscriversi al nostro canale YouTube e la seconda è di votare per la miglior giocatrice della partita che come al solito sarà premiata con non una Magnum ma ben 2 bottiglie di Prosecco DOCG della ditta Buzzo Wine, sponsor dell'iniziativa. Esattamente, quindi come fare per votare? È molto semplice, adesso noi vi metteremo sulla chat un link, ecco, ve lo sto incollando adesso, vi basta cliccare su questo link e potete votare da casa la giocatrice che ritenete possa diventare l'MVP della partita. Si può votare per una giocatrice di qualsiasi delle due squadre, quindi invitiamo anche gli amici che ci seguono numerosi da Pordenone di mettere il loro voto e ci si aggiudica una bottiglia di Magnum di Prosecco messa in palio dal nostro main sponsor Buzzo Wine. Quindi votate, a noi fa piacere regalare la bottiglia e fare anche 2 chiacchiere con la giocatrice vincitrice di questo contest. Sì, non sarà una Magnum perché dopo questa sponsorizzazione la Buzzo Wine non riesce a stare dietro agli ordinativi, quindi saranno 2 bottiglie di Prosecco. E intanto diciamo anche che Double T è riuscito a giocarsi la busta sul primo time out perché non è riuscito a far partire l'organetto. Peccato, però dai, se riuscisse a farlo partire al secondo, magari una bustina. Tanto Capitan Marchioni di gran mestiere si guadagna 2 tiri liberi.
È proprio questo che ci serve un po' di mestiere. Ricordiamo che le giocatrici avversarie sono sicuramente molto dotate, ma anche altrettanto giovani, quindi diciamo Francesca Marchioni può sicuramente esercitare molto mestiere. Possiamo salvarci così. Sbaglia incredibilmente il primo tentativo Francesca Marchioni. Sì, intanto salutiamo le prime atlete della promo che entrano in campo e tutto il settore giovanile BFC è sempre presente alle partite, questa è una grande soddisfazione per la società. Ancora zona per Conegliano. E adesso è proprio provato dai 3 punti che sbaglia ancora, si lotta a rimbalzo e con un buon tagliafuori e con il solito agonismo Serena Marton si guadagna il possesso della palla. Sì, era molto delicato questo possesso palla, infatti l'allenatore avversario recrimina un po' anche il fatto che adesso passi in partenza addirittura fischiati a Vettori. Molto dubbio questo fischio. sì, molto dubbio, c'era stata anche una sportellata su Francesca Marchioni, quindi non proprio una delle prime armi e niente, comunque diciamo che c'è un po' di allergia al fischio da parte degli arbitri. Diciamo che forse anche le proteste di coach Gallini, che ha un'autorevolezza se non altro per l'esperienza su questi campi molto maggiore rispetto a Federica Pacagnan, quindi anche un numero di tatuaggi maggiore della Fede. Buona difesa di Botter. Comunque è cresciuta molto l'intensità difensiva di Conegliano, qui viene punita con un fallo e si fischia un po' così a random. Ancora scusate, ma oggi non mi tengo, sarà il jet lag. Adesso sì, stiamo pagando un po' qualcosa a livello di fischi arbitrali. Speriamo che sia solo un momento, d'altra parte anche gli arbitri hanno il loro bel da fare per riuscire a vedere tutto. Grande! Buon anticipo da parte di Marton, poi recupera la palla Vettori, viene fischiato un fallo accrovato su di lei. Sì, diciamo probabilmente un fallo chiamato un po' anche dal pubblico che stava rumoreggiando a causa un po' di alcune decisioni che ci hanno fatto mettere un po' di disappunto. Naturalmente questo non significa che non rispettiamo il lavoro degli arbitri, non ne riconosciamo anzi l'impegno, assolutamente. Ogni tanto chiaramente qualche commento da tifoso ci esce. E adesso Moretti, avete visto, rapidissima, va a rubare l'ennesimo pallone, poi come insegna Dan Peterson fa un ottimo arresto sulla linea del tiro libero, però sbaglia il tiro. E dall'altra parte siamo velocissime, non riesce a controllare Botter, ma era buono il passaggio battuto a terra da parte di Marconi. Vediamo una visione di gioco, ecco, un fatto di capire, di avere già in testa a chi fare il passaggio prima di ricevere la palla, che sono sicuramente indicatori del fatto che il gioco di Conegliano sta crescendo. Purtroppo non cresce la precisione al tiro, questo che ci sta mettendo tanto in difficoltà. Intanto un fallo di Maia Tramontin che cerca di toccare la palla e probabilmente tocca anche qualcos'altro. Sì, era un contatto, Maia ha saltato a rimbalzo, l'arbitro ha visto un contatto invece sulla sua avversaria, ma coach Pacagnan dice va bene perché comunque sì, è l'intensità che va bene, molto è l'approccio esatto. che va bene. Ecco, mi sento che sicuramente da questo punto di vista il coach Pacagnan può essere molto più contenta rispetto all'inizio del primo quarto. Moretti sbaglia ancora da 3 e adesso è Marton che serve bene Vettori che addirittura va a fare un tiro rovesciato proteggendosi con il ferro per il 14-18. Molto intelligente Moretti, sì. Vettori, scusate. E bravissima Ceppellotti dall'altra parte. Molto bello anche questo canestro da parte di Pordenone. Finalmente le squadre si sbloccano un po', noi però purtroppo adesso facciamo un passaggio di facile lettura e subiamo un contropiede che vediamo se si concretizza. Cesca con la palla, serve Francisca e poi fuori per Agostini che sbaglia da 3 punti. Hai visto Fabio che bello il passaggio di Ciucu qui che... Sì, davvero brava, perché poi questa ragazza, come davvero brava Marton, ovviamente a chiudere da sotto subendo anche contatto, ma Francisca Ciucu davvero, cioè, sì, gioca dentro, gioca fuori, bello. Passa la palla d'altra parte. Anche lei, miglior rimbalzista delle finali nazionali Under 17 l'anno scorso a Pordenone. E quest'anno gioca con
Under 19 eccellenza del Cerudine. Adesso un'infrazione di passi fischiata, anche questa devo dire la verità. Ci stava, secondo me, no? Fino a un certo punto. Piuttosto sembrava che avesse aperto il gomito, ecco, pensavo che avessero fischiato un fallo in attacco. Era passi. Attenzione, double team in versione grava. Mamma mia. Anche su molto bene double team, rientra in ballo la busta, intanto è Tramontin che scarica sulla linea di fondo, adesso Marton, 6 secondi, Tramontin bellissimo la sua finta, buona la conclusione, un po' lunga, si lotta a rimbalzo, ma ovviamente la lunghezza, l'altezza, e poi unita all'elevazione e alla lunghezza delle braccia di Francisca la fanno da padrone sotto canestro. Molto bene, allora 20-16, secondo periodo di questa partita in cui Conegliano è partita zoppa, però adesso piano piano si sta rimettendo in carreggiata. Vediamo che cosa succede, ma intanto salutiamo sicuramente gli sponsor che ci aiutano in questo prezioso lavoro. E con un Tommy double T sul pezzissimo ci riprendiamo qui la linea dopo questo time out con Organetto. Sistema Rosa Pordenone l'ha allungato almeno del doppio il time out, probabilmente il coach ha veramente tante cose da dire alle proprie giocatrici che erano partite fortissime e sono rimaste adesso un po' invischiate in una difesa in cui Conegliano è riuscita a mettere più intensità. Fabri. Sì, allo stesso tempo a lavorare abbastanza bene sui tagliafuori. Questo ha dato anche, secondo me, serenità e tranquillità in attacco, quindi abbiamo incominciato anche a segnare qualche canestro, che poi è lo scopo del gioco. Sì, anche se comunque le nostre percentuali sul tiro da fuori rimangono veramente pietose. Però intanto in qualche modo, ancora muovendo bene la palla, attaccando e servendo Rebecca Bottar, andiamo a -2. Esatto, riusciamo a giocare di più sotto canestro, cosa che aveva fatto molto bene Pordenone all'inizio del primo quarto. Invece adesso stiamo riuscendo a tenerle lontane. Ecco, un po' questa sembra la chiave attualmente. È ancora un rimbalzo di Vettori che poi può provare ad attaccare in transizione, invece chiama l'attacco testa. Salirà in punta Botter per il ribaltamento. Tramonti scivola, ma c'è uno sgambetto intravisto dall'arbitro Matteo Favaro di Giavera del Montello. Sì, si fa un po' male, Tramontin però sembra tutto a posto. Comunque Fabri, stavo notando che Giulia Vettori ha un'abbronzatura già da Jesolo, quindi volevo già chiederle esatto. informazioni durante l'allenamento perché avevo notato anch'io questa cosa. Non la credevo una tanoressica Giulia Vettori, invece ha una dedizione particolare alla melanina. E Botter con la palla per Tramontin che è costretta a tirare, sparare un tiro nonostante fosse marcata. Che peccato, poteva fare una giocata ferro più rimbalzo ignorante che non c'è riuscita. Intanto ancora sotto canestro, stoppata da Botter che però in maniera fallosa. Allora mi espongo dicendo che Botter sta comunque mettendo in difficoltà la forte avversaria. L'abbiamo già visto anche nel primo quarto, molto bene. Sta marcando molto bene, facendo valere tutto il suo fisico, cede sicuramente diversi centimetri in altezza. Tra l'altro ricordiamo sempre che Rebecca gioca con la mano sinistra infortunata, adesso non la fascia più, ma in realtà lei ha un problema grave che dovrà probabilmente operare in estate al pollice sinistro, quindi praticamente usa solo la mano destra. Però insomma non si sta certo tirando indietro.
Tanto segna il primo tiro libero Francisca. Sì, veramente dolce come è entrato il primo tiro libero, non può non sbagliare il secondo. Nonostante l'ottima meccanica di tiro, gliel'hai buffata in maniera sì. Anni e anni di esperienza. Buon ribaltamento per Giulia Tronchi, però che rischia di perdere il controllo della palla. Sarà rimessa per Conegliano con 12 secondi sul cronometro dei 24, 3:28 alla fine del secondo quarto, 21-18 per Pordenone. E palla per Serena Maton che sbaglia da sotto. È davvero brava Francisca, che però poi sbaglia il tiro. Fallo tecnico forse proprio a Francisca. Sì, ha protestato perché riteneva di aver subito un contatto e probabilmente aveva ragione. Sì, bisogna dire la verità. Quindi infatti si lamenta coach Gallini, ovviamente sperando intanto di spiegare perché la giocatrice si è lamentata e poi sperando di avere qualcosa in cambio magari nei prossimi fischi. Certo, comunque il lamento probabilmente è stato eccessivo, ma insomma una possibile ragione ce l'aveva. Probabilmente c'era il fallo. Segna Malbascia il primo tiro libero per il -2 ancora. Scusate, l'unico tiro libero. L'unico tiro libero, si riprende. Esatto. Si confrontano gli arbitri tra di loro e la palla contesa, quindi perché sì. Perché? Cosa è successo? Cioè, nel senso, perché dopo il tecnico non era automaticamente palla di Conegliano? Perché non era, stanno lamentando, perché non era chiaro il possesso della palla in quel momento e quindi gli arbitri hanno deciso di giocare, di utilizzare la freccia, appunto. Malbascia per Tramontina dai 3 punti. È lungo il suo tiro, ma era un buon tiro. Sì, è un'ottima scelta, brava Maia, aveva fatto benissimo a tirare qua. Probabilmente un doppio palleggio da parte di Bomben, non visto dall'arbitro. E adesso c'è Malbascia che sta veramente facendo a sportellate con Francisca. Poi secondo me era anche buono lo scivolamento di sì, buono. Tronchini, però anche secondo me è buono lo scivolamento di Tronchini. Quello di cui forse parlavo prima, gli arbitri probabilmente avrebbero compensato. Sì, allora è chiaro che comunque stanno subendo una pressione notevole gli arbitri, perché da una parte c'hanno il coach di Pordenone che ha una voce da baritonale, dall'altra c'è un pubblico di Conegliano che si è sentito comunque un po', diciamo, svantaggiato da alcune scelte, soprattutto nel primo quarto, quindi sicuramente per gli arbitri oggi non è semplice tenere questa partita. Vediamo come proseguirà. Fallo in attacco di Francisca, e qua probabilmente ci stava. Sì. Probabilmente sì, Francisca comunque si è un po' troppo innervosita a mio avviso, è un peccato. È il terzo fallo per lei, peccato. Però d'altra parte dobbiamo anche ricordare che è una giocatrice del 2006 e dall'altra parte c'era Sara Malbascia, pur essendo molto giovane. Che è un 2007. Pur essendo molto giovane, però è comunque un 97. Quindi. Un 97, ha sbagliato di poco, dai. Giulia Vettori che finta il tiro, poi serve proprio Malbascia che dall'angolo sbaglia, ma non di molto. Poi si lotta su ogni pallone. Molto bene. Non si tira indietro. Tramontin può attaccare il ferro. Sì, Maia. Benissimo, ma cosa ha fatto? Mamma mia. E questo è showtime adesso qui al palla BFC. E se si sblocca Maia non ce n'è per nessuno, diciamolo. Ancora zona per Conegliano che appunto dopo la fine del secondo quarto è rimasta a zona e Ceppellotti sotto canestro subisce un fallo terminale da parte di Malbascia. Sì, assolutamente. Peccato perché stava per andare in infrazione di passi. Però. Lo so, però ci sta. Da lì avrebbe forse anche fatto canestro. Sì. Secondo fallo di Sara Malbascia che ha deciso di non farglielo segnare questo canestro e di mandarla in lunetta. Anche se è talmente precisa ai liberi che non ci aspettiamo che un 2 su 2. Federico, sei veramente spietato oggi pomeriggio, nonostante il jet lag, perché ricordiamo che sei reduce da una trasferta statunitense, sei appena sceso dall'aereo praticamente. Sì, allora sono stato invitato dalla squadra di WNBA, il West Virginia Mountaineers, a fare la telecronaca. Fabri, mi hanno pagato solo un biglietto, quindi non ti ho portato via per quello. Lo so che hai fatto di tutto, ma non sei riuscito ad avere il secondo biglietto. Intanto Vettori si fa fare la palla da Bomben, che è molto abile.
Sì, assolutamente. Questo Sistema Rosa fondamentale. Pordenone si porta sul +3 e però adesso ruba ancora Un'altra palla. persa. Mamma mia. Peccato perché l'hanno recuperato bene, chiude bene Sì. da sotto. Come si Giulia dice, Agostini. un momento demona. Un momento Un demona momento e torniamo demona. sotto di 5. In un attimo così, pim pum pam, prendiamo 3 sberle che però non ci impediscono comunque di fare i complimenti a Luna Conegliano che si è dimostrata mai doma. Quindi Fede Pacagnan rimescola le carte adesso, un po' di pausa per noi e un po' di luce ai nostri sponsor. Riprendiamo la diretta qui al Pala BFC dove siamo nel secondo periodo con un Sistema Rosa Pordenone avanti di 5 punti, Conegliano che era riuscita ad impattare, poi in un attimo Pordenone si è riportata avanti e chiaramente ha il ruolo di favorita la squadra ospite in questa gara e Conegliano deve provare a fare di tutto per ribaltare il pronostico e può farlo solo puntando su una grande concentrazione e una grande difesa. Sì, adesso anche Pordenone a zona, ma c'è Sponchiado, è lungo il suo tiro, si lotta a rimbalzo. Pordenone controlla molto bene il pallone. Ceppellotti, pericolo pubblico numero 1, prova ancora a fare la sua virata, ma movimento letto, però poi è Agostini a punirci, scusate, Agnese Ceschia a punirci dai 3 punti. Per il 29 a 21. Più 8. Circola bene la palla, attacca l'area, poi riapre per Tronchin che non guarda il canestro, cerca un ribaltamento con un passaggio. È un passaggio parabolico che è abbastanza sempre rischioso. Avventuroso, esatto. C'è sempre molto rischio. 9 secondi a Conegliano per trovare un buon tiro. Sponchiado può sparare da lì, Sì, ma adesso Giulia sì. Giulia Tronchia a prendere un ottimo tiro. Sì, è ottimo anche il rimbalzo di Serena Marton. Ah, peccato. Sponchiado dai 3 punti. È lunga. Si lotta ancora a rimbalzo. Ancora Marton che la butta in mezzo. E Sponchiado che va anche a subire forse un contatto che poteva essere uno sfondamento, ma anche no. Tutto possiamo dire, ma non che non ci stiamo provando, dai. Sì, esattamente. Condivido. Peccato purtroppo perché però in tutto dormiamo questo qui e dormiamo a rimbalzo ed è più 10 e anche qua è un attimo. Ci graziano gli arbitri con questo fallo su Serena Marton da parte di Bombay. Saranno 2 tiri liberi. Sono 2 tiri liberi per Serena Marton. Due tiri per Serena che arriva da uno 0-2 ai liberi. Sì, purtroppo oggi non ci va bene una ai liberi. Segna il primo. Purtroppo sbagliamo il secondo, quindi mettiamoci a prendere il rimbalzo, mi raccomando. 11 secondi e 4 decimi alla fine del secondo quarto. Serena sbaglia davvero il secondo, nonostante i buoni auspici che mandiamo. E l'ultimo tiro sarà per Pordenone con Ceschia che sbaglia il passaggio, quindi siamo sul 31-22. Peccato, eravamo arrivati, avevamo raggiunto le nostre avversarie, poi però loro hanno un po' rialzato l'intensità. Si sono anche schierati a zona a loro volta, bisogna dire. Sì, con la loro zona sicuramente ci stanno mettendo in difficoltà perché le nostre percentuali del tiro da fuori non sono buone. Siamo entrate comunque bene, abbiamo difeso
bene, quindi Sì. comunque noi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e No, no, soprattutto certo, adesso il bicchiere di abbiamo... spritz che andremo a berci, che speriamo speriamo sia sia completamente pieno. completamente pieno. Quindi Quindi salutiamo. lasceremo la linea ai nostri sponsor e vi ricordiamo però prima di che avete tempo fino alla fine della partita per poter votare la miglior giocatrice che verrà premiata con 2 bottiglie di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine. Cliccate sul link in chat, vi aspettiamo tra 10 minuti.
E riprendiamo la linea qui dal Pala BFC per questa interessantissima partita del campionato di Serie B tra Sistema Rosa Pordenone e Conegliano. Quindi un Conegliano che lotta contro il sistema. Bella anche questa. E intanto il sistema però sembra avere la meglio come sempre. Però vediamo 33-22. Eravamo tornate bene in partita nel secondo quarto, grazie anche a una zona che ha creato qualche problema all'attacco naoniano, ma poi con alcune palle recuperate, alcune conclusioni contropiede, sono ritornate sopra le ragazze di Coach Galdini. Adesso comunque anche perché Fabri, scusa, c'è un effetto, c'è un fattore tifo che adesso è arrivato per Conegliano. Sentiamo la curva. Sono arrivate le Under 13 che hanno giocato a Schio E si fanno sentire. E si fanno decisamente sentire le ragazze. Tanto Rebecca Bottera a segno. 2-2 per il -9. Adesso è Cazziola in difesa su Agostini. È buona la difesa coneglianese, è tornata a uomo. Benissimo. Adesso Moretti, rapidissima, attenzione. Spaglia canestro Cepellotti. Molto più alta di Marton, ma Marton molto intensa. Poi è Tronchini a commettere fallo sull'ottimo taglio di Matilde Casella, anche lei dalla Libertas Udine, classe 2005, anche lei precisissima ai liberi. Eccola qui. Ci sono più gufi qui a Conegliano che a Perimeter Drive in casa di Harry Potter. Comunque quasi 7 punti di media per lei in campionato, infatti segna il secondo. Più 10 per Sistema Pordenone. Adesso è Serena Marton che prova l'imbeccata per Cazziola. Il passaggio però è decisamente lungo ed è palla ancora per Pordenone. Diciamo che in queste situazioni Pordenone fa fatica a staccarsi sul lato debole, quindi troviamo dei passaggi lob per le nostre giocatrici spalle a canestro, però non siamo sempre precisi. È precisissima invece Cepellotti, scusate, che suo 11° punto di là, contropiede, sbaglia incredibilmente Cazziola, e Cepellotti prova di nuovo la sua virata, sbaglia Marton in contropiede, passaggio battuto a terra per Botter, sporcato da Agnese Ceschia. Qualche difficoltà per Conegliano nel trovare dei passaggi puliti e sicuramente non... Poi sbagliamo da sotto l'incredibile. Sì. Purtroppo davvero. Se sbagliamo... questi errori hanno anche una valenza psicologica. Sì, perché potevano essere 4 punti facili. Tagliano un po' le gambe. E Moretti dai 3 punti, fortunatamente ci grazia fino ad ora con il tiro da 3. Un palleggio Tronchini consegnato per Vettori, attacco testa. Sì, Tronchini si prende un Lopez da paura. Dai 3 punti Serena Maton. È impreciso il suo tiro. Subito Pordenone in attacco molto rapidamente. Non si fa pregare dai 3 punti Casella, poi è anche fortunata perché segna Casella la mette di tabella e sicuramente dovrà portare le paste al primo allenamento settimanale. Quindi amici di Pordenone, segnatevi, Casella porta le paste. Marchioni sul cubo del cambio, Cazziola da 3 punti, stoppato il suo tiro. Anche K assieme a Marchioni pronta ad entrare. Era buono lo scivolamento difensivo di Tronchini, ma l'arbitro vede invece un fallo della difesa. Sarà una rimessa da fondo, sì, per Pordenone. Escono Cazziola, esce Tronchin e dentro appunto Capitan Marchioni ed entra anche Sara K. Moretti da 3 continua a graziarci, poi non ci grazia a rimbalzo Cepellotti che poi si fa largo con tutta la sua fisicità, con tutta la sua tecnica ed è assolutamente una
giocatrice non di una, ma di un paio di categorie superiori. Sì, sì, tanta roba. Intanto però Pordenone in un attimo ha scavato una diga tra sé e Conegliano, è più 17. Sì, purtroppo era importante iniziare forte il terzo quarto, l'hanno fatto le nostre avversarie. Abbiamo fatto anche noi, Fabri, che abbiamo sbagliato dei tiri da sotto con una sfortuna barra imprecisione incredibile. Buonissimo il passaggio backdoor di Rebecca Botter per K2, che poi però sbaglia il tiro da sotto, prende sul rimbalzo, sbaglia un altro tiro da sotto. E quindi ancora 41-24, 6:53 della fine del terzo quarto. Si alza intanto il tifo della curva coneglianese. Ottimo l'aiuto, la rotazione, poi l'intercetto di Vettori, che ha letto tutto come spesso fa molto tempo prima, e poi è K dall'angolo che purtroppo sbaglia. E poi a rimbalzo fallo di Marton. E siamo già al quarto fallo di squadra. Secondo consecutivo di Sara K. In realtà secondo fallo di Sara K. Rientra Malbascia ed esce Botter. Restiamo a uomo in difesa, d'altra parte. Ottimo recupero, quindi ottima scelta quella di restare uomo e ottimo recupero di Marton, poi subisce fallo. Esattamente. È solo il secondo per Pordenone. Marton con la consueta forza, determinazione, ma anche comunque delle buone letture con gli anesi in difesa nelle ultime azioni. Consegnato per Vettori, mano sinistra, cambia mano in aria, subisce fallo, 2 tiri liberi per lei. Sì, è che ha difeso molto bene qui lo spazio Vettori. Ha provato anche, dopo aver subito il fallo, a trovare la coordinazione per fare il canestro. Intanto comunque segnaliamo che è il terzo fallo di Gaia, no, del numero 14. Francisca è già il terzo fallo. No, Francisca non è in campo. Non è in campo, quindi, no, era... Il fallo è stato fischiato al numero 15 allora. Sì. Però, sì. Segna Vettori, tra l'altro sotto lo sguardo attento di papà Francesco Vettori, che ricorderete in maglia a Benetton, appunto, poi Oderzo. Ancora zona adesso per Conegliano invece. Buono raddoppio spalle a canestro. Poi 3 secondi alla fine Moretti che non ci grazia più. Però avevamo messo in difficoltà l'attacco pordenonese. Mancavano 3 secondi alla fine dell'azione. Adesso è impreciso il passaggio di Vettori. Moretti in contropiede. Cepellotti a rimbalzo in attacco, però è lei l'ultima a toccare. Time out per coach Pacagnan. Cosa aveva provato qui Moretti in girata? Sì. Allora, time out per Conegliano. Sarà un time out anche per noi, non prima di ricordarvi di votare per l'MVP della partita.
E riprendiamo la linea qui dal Pala BFC in questo terzo periodo in cui Pordenone ha scavato un vantaggio di 18 punti contro BFC. Peccato perché BFC ha messo una buona intensità in difesa ma pochissima precisione in attacco e qualche pasticcio anche su passaggi e ricezioni che ci sta mettendo in grande difficoltà. Non controlla K questo pallone e viene anche cambiata da coach Paccagnà. Ricordiamo in panchina l'accoppiata Anna Carniel, che in realtà sarebbe l'head coach formalmente, e Federica Paccagnà per Conegliano dopo l'avvicendamento in panchina, la sostituzione di coach Maurizio Moretto, che salutiamo come sempre. Intanto Pordenone sembra aver trovato una precisione da 3 punti incredibile. Bello il passaggio di Zanardo, poi sbaglia da sotto Marton. Sono 21 i punti di svantaggio. Moretti dai 3 punti. Sbaglia, lotta a rimbalzo Malbascia e non ne vuole sapere. Poi riesce a passarla a Zanardo. Tanti contatti, Zanardo ne viene fuori. Passa la palla a Vettori. Attacco testa, mette ordine Vettori. Sponchiato sul cubo del cambio. Zanardo può tirare da 3, attacca mano sinistra. Marton per Zanardo, che però si gira con un attimo di ritardo, non controlla il pallone. Dall'altra parte, con il contatto, va però a sbagliare. Sì, però stava quasi per metterlo. Incredibile questa giocatrice. Assolutamente, Cepellotti veramente impressionante. Chissà se sarà lei oppure qualcun'altra a giudicarsi il premio MVP di questa partita. Ricordiamo agli amici di votare, continuate a votare, stanno arrivando moltissimi voti, quindi si vede che siete attivi. Forza, forza. Al momento, guardando un po' a spanne, mi sembra che Cepellotti stia... non è molto semplice perché ci sono moltissimi voti. Il nostro cervellone automatico sta elaborando facendo, i dati. sì, esattamente, sta elaborando. Tanto Cepellotti mette il primo tiro libero per il suo 14° punto, 48-26 a 4-0-4 dalla fine del terzo quarto. Non l'ho guffata, ha fatto un 2 su 2. Ci siamo distratti un attimo e lei ci ha punito come sempre. Sponchiado, zona per Pordenone, una 2-3. Tramontini, perdiamo quasi la palla, poi Marton, poi niente, una specie di Intanto mischia in mezzo all'area, l'ultima a toccare forse Marton. 23 punti, diciamo anche che nel momento in cui Pordenone ha deciso di spingere un po' sull'acceleratore, ha fatto valere tutta la differenza tecnica ma anche fisico-atletica. Adesso Francisca sbaglia canestro e invece è Matilde Casella dai 3 punti. Matilde mette il canestro del 52-26, addirittura doppiate le coneglianesi. Il parziale è un po' impietoso per Conegliano. Malbascia sbaglia, si lotta a rimbalzo. Marton che riesce a servire Tramontin, che sbaglia da sotto. Un altro degli errori incredibili che abbiamo fatto oggi da sotto canestro. Non possiamo dire che siano stati solo questi a determinare il risultato. Adesso Cepellotti addirittura step back per metterla da 3 e adesso il divario è davvero severo ed impietoso per Conegliano, senza nulla togliere ovviamente. Diciamo che si sta candidando come MVP a mani basse. Probabilmente ci ha sentito. Malbascia stoppata da Francisca, poi fortunatamente la palla tocca la struttura, quindi il possesso sarà ancora per Conegliano. Quindi abbiamo un parziale di 23-5. Purtroppo non abbiamo più fatto canestro, abbiamo sbagliato anche le conclusioni facili. No, scusa, 33-5. La difesa coneglianese, cioè la difesa pordenonese ci ha messo del suo. Vabbè. Però coach Pacagnan non smette di incitare le giocatrici di dare indicazioni. No, anche perché se per caso iniziassimo a fare qualche tiro da fuori, probabilmente questo divario si accorcerebbe in maniera molto drastica, perché la differenza sta un po' lì. A un certo punto Pordenone ha acceso la luce, gli entra tutto, mentre Conegliano non è entrato niente per tutta la partita.
Ancora Cepellotti dai 3 punti. Per ucciderci, ci ha graziati, ma comunque il divario è sempre importantissimo. Adesso facciamo fatica contro il pressing. C'è un fallo, in effetti, da parte di Martina Corgnati, classe 2007. Esattamente, Serena Marton anche lei riesce a uscire indenne dalla bara dei playmaker. Ed è adesso il quarto fallo per Pordenone, quindi adesso entrano in bonus a 2 minuti e 06 dalla fine del terzo quarto, però Sì, purtroppo a noi il bonus non servirà molto perché non siamo molto precisi ai tiri liberi. Esatto. E poi sul cubo del cambio Giulia Vettori. E intanto un saluto a Giorgio Lot che è utilissimo in svariate situazioni della nostra società, dalla parte commerciale a quella di team manager, ma anche di asciugatore di parquet. e anche di pittore di pareti, perché l'ho visto veramente quest'estate all'opera, è una macchina da guerra. Fornitore di materiale tecnico e non, incitatore, motivatore, confidente. Voglio ricordare, mi piace ricordare che nella mia comunque lunga carriera di giocatore, allenatore e dirigente ho vinto in realtà 2 campionati senior, tutti e 2 con lui. Una volta come giocatore, una volta come dirigente proprio qui al BFC, quindi. Intanto c'è uno sfondamento, giusto Fabri? Fallo in attacco sì per Pordenone, quindi sarà rimessa per Conegliano. 1 minuto e 26 alla fine del terzo quarto. Ma si alzano comunque i cori dalla curva coneglianese e questo ci fa comunque molto piacere. Zona per Pordenone. Buono il ribaltamento, Giulia Vettori però non riesce a attaccare la difesa. È Serena Marton che può penetrare il cuore dell'area, si trova davanti niente po' di meno che Francisca Ciucu, le tira in faccia e fa canestro. Brava Serena. È il 12° punto per lei, che sui 30 totali della squadra non è poco. Adesso il suo primo fallo, saranno 2 tiri liberi per Martina Corgnati. Sbaglia il primo Martina. Non potrà sicuramente sbagliare il secondo. Martina, vista la precisione che la contraddistingue. E lo segna, infatti. Adesso è Sponchiado che purtroppo non riesce a controllare il pallone, però si lamenta addirittura Anna Carniel, che di solito è sempre impassibile. Si lamenta per il contatto che c'era stato. Esattamente, la Fede Pacagnan fa anche un passo di danza per imitare il contatto spalla che secondo lei c'era stato, ma l'arbitro le dice di non protestare. Corgnati dai 3 punti, è corto il suo tiro. Non sono corte le leve di Francisca Ciucu, che arriva ovunque. Prende rimbalzo in attacco, subisce fallo. E si prende un fallo che la porterà sui tiri libero, sulla linea del tiro libero. Mentre Double T ci segnala che non è convinto di questo contatto, ed essendo lui ormai il sostituto naturale del nostro Andrea Grava, che peraltro salutiamo, anche se ormai sarà satollo di fettuccine. Esattamente, lo immaginiamo così, con un bavaglino addosso tutto sporco di sugo. Se era fallo era prima addirittura, comunque sono in bonus, quindi sarebbero stati comunque 2 tiri liberi. Segna in maniera fortunosa il secondo, ma anche la meccanica di tiro per Francisca è davvero esemplare. Grazie, è incredibile. Ancora zona per Pordenone, spalle a canestro, Tramontin non controlla bene Malbascia. Poi infrazione di campo fischiata dall'arbitro Alessio Sanson di Colle Umberto. Mancano 16 secondi e 6 decimi alla fine di questo terzo quarto, che ha visto Pordenone guadagnare
un vantaggio davvero importante nei confronti del BFC, 57-30. Possiamo dire che la partita in realtà sia virtualmente chiusa. Direi di sì, infatti. Agostini conferma questa previsione, cerca di subire contatto vettori con un po' di mestiere. Gli arbitri non si fanno ipnotizzare dal suo movimento e quindi il quarto si conclude sul 59-30. Vi confermiamo che aspettiamo ancora gli ultimi voti prima di decidere quale sarà l'MVP della partita e quindi chi si aggiudicherà le 2 bottiglie di Prosecco di OCG della ditta Budweiser. Vi invitiamo quindi a votare e vi lasciamo in compagnia dei nostri sponsor. Allora, riprendiamo la linea qui del Pala BFC con Conegliano in attacco, Marta Sponchiado, Giulia Vettori, Serena Marton, ancora per Marta Sponchiado. Marta Sponchiado prova a guidare il gioco, purtroppo perdiamo palla, ma però Rebecca Botter riesce a prendere e a tentare un semigancio che esce ma col fallo. Che comunque Rebecca Botter stasera secondo me comunque qualche problema l'ha creato alla ben più titolata, se vogliamo dirlo, Francisca Ciucu, no? Comunque ha Sì, fatto sì, questa condivido. partita, sbaglia il primo tiro libero perché purtroppo Condivido Fabri, devo dire che è una nota sicuramente positiva la prestazione di Rebecca che, come ricordavi tu, è stata spesso condizionata dall'infortunio alla mano, non che stia bene adesso, però probabilmente oggi l'ho vista molto concreta, molto pragmatica. sì, di fatto sta giocando comunque ancora con una mano sola perché la sinistra purtroppo ha questo problema e lei ha deciso di continuare a giocare e questo le fa onore. Adesso recupera anche un pallone. Infatti se Conegliano fosse un po' più in partita penso che potremmo sicuramente vederla tra le candidate all'MVP. I voti stanno arrivando numerosi, però chiaramente sono influenzati dall'andamento della partita e rimangono, diciamo, l'ago della bilancia è sbilanciato verso Pordenone. Francisca intanto rinuncia incredibilmente, secondo me, a un tiro da 3 punti perché l'ho vista tirare in riscaldamento e comunque è precisa anche da oltre i 6,75. Sbaglia purtroppo Sponchiado che è altrettanto precisa dall'arco. Sì, che aveva trovato un buon arresto e tiro, anche se forse era leggermente scordinata dal fatto di aver subito un contatto. Un tiro Ricordiamo che anche Marta assolutamente lecito. Sponchiado gioca con un problema un problema a entrambe le gambe, in realtà un'infiammazione, una periostite che comunque la sta condizionando e martoriando da diversi mesi, ma stringe i denti e continua a giocare. Botter nell'angolo, raddoppiata, poi perde la palla. Bomben che vuole servire Francisca che dalla media sbaglia.
Tronchina a rimbalzo. Sponchiado a superare la metà campo per Serena Marton, che dai 3 punti non si fa pregare. Sbaglia, si lotta a rimbalzo e ne esce ancora lei, che comunque ha seguito il proprio tiro. Sbaglia ancora. Purtroppo non facciamo canestro. Sono 31 punti segnati in più di 3 quarti, in una partita con tanti possessi, con tanto ritmo, quindi adesso invece dai 3 punti è Ilaria Bomben, classe 2006, che segna il 62esimo punto, di nuovo doppiata Conegliano da Pordenone. Sponchiado, subisce fallo, saranno 2 tiri liberi per l'altro. No, sarà una rimessa. Tanto sul cubo del cambio abbiamo Zanardo e Cazziola. Esce proprio Sponchiado, esce Marton. Ovviamente comunque tra gli applausi del pubblico, se non altro del pubblico di casa, perché comunque a livello di impegno niente si può recriminare per queste 2 ragazze, che hanno comunque come sempre messo tutto quello che avevano. Sì, infatti non possiamo sicuramente recriminare dal punto di vista dell'impegno. La precisione al tiro sembra la cosa proprio più clamorosa che abbiamo notato. Molto bene Tronchini, fa una finta, poi fa un mezzo passo laterale, però sì, ma si prende un tiro che andava preso e ha fatto bene a prenderlo. Un tiro che anche probabilmente nell'arco del campionato non ci ha creduto abbastanza, ma lei in realtà avrebbe un buon tiro anche dai 3 punti. Giulia Vettori attaccare la linea di fondo, poi non riesce a controllare Zanardo, palla persa. Il passaggio che Giulia Vettori voleva consegnare a Giorgia Zanardo è stato cambiato un po' all'ultimo, perché ha visto impegnarsi, la linea di passaggio si è riempita di giocatrici avversarie, ha dovuto alzare un lob che però purtroppo è uscito e quindi perdiamo ancora palla. Bisogna dire che le nostre avversarie, oltre all'ottima qualità tecnica, oltre ad essere disposte molto bene in campo dal punto di vista tattico, oltre alla loro fisicità che è superiore alla nostra, hanno anche un atletismo, una preparazione, una condizione fisica che è superiore alla nostra, o se non altro hanno anche più rotazioni, quindi noi stiamo calando in questa fase della partita, mentre loro continuano ad avere sempre la stessa intensità di gioco. Noi poi stiamo calando anche perché sotto di 31 punti è difficile anche a livello di motivazione mantenere l'intensità. Brava Rebecca Botter qui che lotta e recupera la palla, però sarà una palla a 2 con la freccia girata verso Pordenone. Escono Giulia e Rebecca, entrano Sara e Sara. Mancano 6 e 10 alla fine del quarto, diciamo che la partita dal punto di vista del risultato sicuramente non ha molto da dire. No, esattamente. Diamo un'occhiata al calendario, Fabri. Sì, appunto, allora le prossime 2 partite in realtà vedono Conegliano giocare in trasferta. Sabato prossimo a Casarsa andiamo tra l'altro a ritrovare, a salutare con piacere la famiglia Moretto, nel senso che troveremo Maddalena che è andata a giocare con la Polisportiva Casarsa, che comunque attualmente non è ancora salva, quindi ancora fuori dai play-out, quindi avrà bisogno dei punti della prossima gara. Poi andremo a giocare a Sarcedo il 27 aprile, sempre alle 19, intanto segna K dai 3 punti a ridurre leggermente lo svantaggio. E poi, o forse il canestro è stato dato da 2. Sì, è stato dato da 2 in effetti, mi conferma Sì. Double T. E poi per l'ultima partita in casa vediamo appuntamento a tutti quanti per il 4 maggio alle 18:45 contro Giants Marghera, che attualmente è in testa alla classifica con 46 punti, tallonata da Gatta Maleata Padova. Poi a seguire abbiamo Bolzano 36, Reyer Venezia B, cioè praticamente l'Under 19 Reyer con i 32, e Ginnastica Triestine con 32.
Sono ovviamente per BFC 3 partite difficilissime. Direi l'ultima sicuramente proibitiva. Sicuramente Le prossime proibitiva. due difficili, però contro due squadre che non possono sbagliare, quindi da un certo punto di vista sicuramente la tensione può giocare anche brutti scherzi. Certo, sbaglia da sotto K dopo aver attaccato bene il cuore dell'area, sì. Diciamo che servirebbe un miracolo, diciamo la verità, per il BFC, per diciamo non arrivare nelle ultime due, quindi non retrocedere direttamente. Ovviamente ai danni a questo punto di Muggia, che ha pari punti, però ha gli scontri diretti a favore. Muggia dovrebbe perdere Sempre, sempre in pratica, no, dovrebbe perdere. sempre. E Conegliano dovrebbe vincere almeno una. Esatto, Conegliano dovrebbe vincere almeno una partita in più, quindi no, dovrebbe vincerne due partite in più in effetti, quindi molto difficile. No, Fabri, basta una in più, siamo a pari punti. A pari punti Conegliano deve vincere una partita in più, però dando per scontato che l'ultima sarà molto ma molto difficile e Muggia giocherà contro Oma Trieste, che Allora, ha vinto una sola partita. esatto, quindi sicuramente Muggia, diciamo che Muggia può solo auto lesionarsi da sola. Ha un calendario molto molto migliore del nostro. Va bene, probabilmente insomma, diciamo, siamo un po' tutti consci dell'epilogo che può avere questa stagione, ma non possiamo comunque che dire che possiamo riconoscere l'impegno delle ragazze di Conegliano, che anche in questo momento di poca lucidità dal punto di vista della precisione dei tiri stanno comunque mettendo in campo almeno una buona intensità difensiva. Quindi sicuramente questo è quello che vuole vedere il pubblico, vuole vedere una squadra che lotta, una squadra che non molla. Poi i risultati, il campo dirà quale sarà il nostro destino, però come si dice, almeno ci abbiamo provato fino in fondo. Sicuramente questo è un aspetto che non possiamo non sottolineare. Intanto consultazione tavolo arbitri. Mentre coach Gallini sta comunque catechizzando Francisca Ciucu, che ha fatto una buona partita, È una ragazza con un talento straordinario, Fabrizio. Diciamo che potremmo definirla anche un'ottima partita, ma rispetto forse al suo potenziale poteva fare addirittura di più. Trovato, ben marcata da Colombi, costretta a un errore. Intanto e gli arbitri nel dubbio fischiamo un fallo. Un fallo. E vabbè. Si lamenta la panchina coneglianese, si lamenta il pubblico. Tecnico a Serra. Sanson decide di fischiare un fallo tecnico. Diciamo che è tutto molto ininfluente in questo momento, perché il punteggio è 62-33 e il quinto fallo. Però intanto diciamo, questo scenario, se non altro, ci permette di salutare l'ingresso in campo di una giovanissima Livia Torazza. Non so se ne avete mai sentito parlare, chiedo ai miei collaboratori. Diciamo che a questo punto la gestione diventa abbastanza familiare del Esattamente. Tanto Crovato segna. Quindi Fabri, se segna Livia, secondo me la busta è doppia stasera. Vediamo. Potrebbe diventare impegnativa. Vediamo cosa succede. Ancora zona Pordenone, una palla persa, anzi recuperata e in qualche modo è Sara Malbascia che va a attaccare il cuore dell'area. Sbaglia anche perché è stoppata, poi c'è Pellotti ovunque, onnipresente, salva anche il pallone. Poi l'errore di Casella. Si riesce a prendersi anche un rimbalzo incredibile, c'è Pellotti, insomma. Una giocatrice che ha fatto la differenza a questo punto, Fabri. Se tu sei d'accordo, svelerei un attimo, alzerei il sipario sui voti. Salvo veramente. Double T, dai un'ultima occhiata alle statistiche. Attenzione però,
Attenzione, c'è un testa a Potrebbe testa. essere un ballottaggio. Allora, c'è un testa a testa tra Moretti e Ceppellotti. Lasciamo ancora un minuto dei voti. Amici di Pordenone, scatenatevi. Va a subire falle o Maya Tramontin da sotto, saranno 2 tiri liberi per lei. Aveva attaccato bene la linea di fondo, poi andando a chiudere con un tiro rovesciato. E il premio ce l'abbiamo? Il premio ce l'abbiamo, Il premio ce l'abbiamo. l'abbiamo volutamente tenuto caldo, non l'abbiamo messo in frigo, perché trattandosi di una squadra tutta leader, vogliamo che portino a casa le 2 bottiglie, non se le scolino in spogliatoio In pulmino. o in pulmino. Perché ricordiamo che siamo autori del bere, ma bere bene, quindi intanto bisogna essere maggiorenni e poi bere sempre con moderazione. Esattamente, infatti, nonostante un po' di saudagi che ci pervade in questa partita, abbiamo preso solo uno sprizio e Fabrizio, Diciamo che grande sobrietà. il risultato avrebbe richiesto Avrebbe richiesto di annegare i dispiaceri quantità. nell'alcol, però Torazza attenzione a Livio recupera la Torazza, palla. attacca forte, 1 contro 1, si gira, Chiude. veramente, e Fabri tira fuori la busta, in questo caso. e Fabrizio questa probabilmente sera, anche i diritti per il MoMA a Marta Marchetto, sì, perché il movimento era quello. molto bene Livia qui, attenzione, magari se ne segnasse 4 di punti potrebbero essere 10 euro facili. Intanto c'è Malbascia che va a commettere un fallo dei suoi, non fischiato probabilmente. Sbaglia Serena Marton, si lotta a rimbalzo, recupera ancora Casella. Livia recupera palla in maniera fortunosa, lascia a Marton, Marton prende fallo. Marton va a segnare da sotto. Allora Fabri, va a sbagliare da sotto, ma saranno 2 tiri. siamo a meno 28? No, meno 28 a 2 minuti. Quindi 10 bombe. Mi 10 piace bombe in 2 mi piace minuti. quando fai questi calcoli, davvero ingegnere. Diciamo che è abbastanza improbabile. Un tiro da 29, dice Double T. Dato che tiriamo mediamente con il 22% da 3, quante dovremmo provarne per... Allora, questo è molto interessante perché a questo punto, tirando con il 22%, ho bisogno di fare 50. Double T dice 50, improvvisandosi anche statistico. 50. Si sta a 22 come X. Comunque tante, diciamo, dai. No, sono 1000 diviso 22, quindi sono 49 per l'esattezza. Sapevo di poter contare su di te. E quindi abbiamo 1 minuto e 53 per provare 49 bombe. Per ricontrollare i voti dell'MVP. Double T, cosa dici? Diciamo che questa difesa sul pick and roll di Ceppellotti è stata un po' improvvisata e lei ci punisce in maniera perentoria. Adesso Torazza con la palla, si arresta, serve Marton per Capitan Marchioni. Torazza, Marton, si perde quasi la palla, Marton con la palla, addirittura dietro la schiena per Tramonti che poteva tirare, preferisce un palleggio a restro e tiro, è sbagliato, ma c'è l'incredibile Marton che recupera la palla, recupera ancora dall'angolo e segna finalmente, premiata la sua caparbietà. A 1,12, 66-39. Quella che è l'MVP della partita, assolutamente. Sofia Ceppellotti, prendendosi l'applauso del pubblico ospite e il 5 di tutta la partita. E vi ricordiamo che sarà intervistata fra poco, alla fine della partita, dal nostro Federico Cais. Tanto dobbiamo citare dall'altra parte la seconda in classifica come MVP, Vettori. Moretti, sì, che ha fatto davvero una buona partita. Adesso il capitano Marchioni dei 3 punti, sbaglia, prende il proprio rimbalzo, va a chiudere da sotto, sbaglia ancora. Buca l'anticipo Malbasa, ma riesce a sporcare il pallone, quindi a fermare il contropiede avversario. Non riconosciamo tra il pubblico di casa una voce molto importante. Intanto abbiamo Casella che ancora va a attaccare l'area, guadagnarsi 2 tiri liberi. Casella che ha segnato di tabella prima, quindi ricordiamo che deve portare le paste. Ricordiamo tutto il pubblico
pordenonese, che in settimana avrete la possibilità di gustare le paste di Matilde Casella. Segna il secondo tiro libero. È così, si conclude anche l'ennesima partita. Il Conegliano purtroppo perde, quindi è stato anche importante. E riconosciamo l'impegno delle ragazze. Portiamo a casa qualche buona difesa, sicuramente molto problematico il cammino in questo campionato di Serie B per noi. Sì, diciamo che la fine del terzo quarto, l'inizio del... scusa, la fine del secondo quarto e l'inizio del terzo è stato spietato per Conegliano. Sono state brave assolutamente le giocatrici pordenonesi a alzare la difesa, a sviluppare tutta la propria pericolosità in attacco e hanno creato un divario che poi è diventato incolmabile. Esatto, null'altro da aggiungere, complimenti a Pordenone, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Fabio, se mi vai a prendere Sofia Cepellotti, ricordo agli amici di casa che tra pochissimo. Ci rivediamo fra qualche minuto per la premiazione dell'MVP. Naturale, guarda la telecamera. Eccoci qua con Sofia Cepellotti, MVP di questa partita. Grazie. Allora, complimenti, Sofia, giovanissima, giusto? Quanti anni hai? 18. 18, quindi sei un under 19, hai fatto 19 punti, sei stata in nazionale under 18. Sì, convocata a raduno. Quindi
veramente complimenti. Oggi Grazie hai mille. mancato la partita di due, a un certo punto hai deciso che volevi vincerla, infatti ti sei aggiudicata il premio che i nostri amici da casa danno all'MVP della partita ed appunto gli altri sono due messe in palio dal nostro sponsor. Grazie. In quanto giovanissima, noi avevamo già un po' previsto tutto, l'abbiamo lasciato in caldo per evitare che venisse No, il pulmino. va Quindi le bene. potete mettere in frigo quando arrivate. Verranno consumate. Esatto. Allora Sofia, benissimo, oggi abbiamo visto che Conegliano a un certo punto aveva un po' imbrigliato sul 21-21, poi c'è stato un time out, qualche urla si è sentita, cosa vi ha detto il coach? Sì, diciamo che essendo sul 21-20 siamo rimaste un po' destabilizzate perché insomma eravamo anche avanti di molte lunghezze all'inizio, dopo ci hanno recuperato e il coach ha chiamato time out e ha detto che dovevamo iniziare a giocare, essere più aggressive perché un buon attacco parte da una buona difesa. Quindi abbiamo subito alzato la difesa utilizzando anche una 2-3 che subito ci ha dato grinta e coraggio e ci ha permesso di prendere molto vantaggio, insomma. Benissimo, analisi tecnica perfetta. Tra l'altro mi dicevi che eri un po' emozionata ai microfoni, invece te la stai cavando al meglio, quindi veramente complimenti. Grazie. Ti aggiudichi il premio messo in palio dal nostro sponsor, vai a condividerlo con le tue compagne, in bocca al Certamente. lupo per il proseguo di questo campionato. Grazie Buona mille. fortuna. Viva il Ciao. lupo. Ciao.